Due tavoli di crisi, Veneto e Emilia-Romagna in campo, e un tavolo ministeriale, il secondo, che questa volta ha dato i frutti sperati. Berco ha ritirato i 480 licenziamenti del sito produttivo di Copparo Ferrara dopo aver sospeso i 150 licenziamenti del sito di Castelfranco Veneto. I sindacati da parte loro hanno ritirato il ricorso presentato in sede giudiziaria lo scorso 17 ottobre. È un cappio che si allenta, così ha definito la firma dell'accordo di questa mattina a Roma Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, presente in videocollegamento. Una vittoria dei sindacati per le azioni messe in campo e dei lavoratori che in massa hanno partecipato alla mobilitazione, scrive in una nota la Fiauma CGIL. Per la regione del Veneto presenti l'assessore al lavoro Valeria Mantovan, i rappresentanti dell'unità di crisi aziendale di Veneto Lavoro e della direzione lavoro regionale. Noi ci auspichiamo che in questo lasso di tempo si possa veramente e concretamente addivenire a un percorso condiviso che permetta all'azienda di superare questo momento di difficoltà e ai lavoratori di avere la certezza di non perdere il posto di lavoro. Da parte nostra, la Regione Veneto è assolutamente a disposizione. Si apre così una nuova fase di confronto con l'azienda per individuare soluzioni condivise ed assicurare una prospettiva di lungo periodo che mantenga entrambi i siti produttivi. Il Ministero si è detto pronto a sostenere ogni iniziativa di rilancio industriale dell'azienda. Soddisfazione è stata espressa dalle istituzioni oggi per il grande gioco di squadra messo in campo. È un piccolo passo in avanti, positivo. In attesa del prossimo incontro del 25 di novembre, l'auspicio è che le parti sindacali e l'azienda siano in grado di determinare quell'interesse generale, cioè di tutelare i lavoratori e la continuità dell'azienda stessa. Il dialogo tra azienda e sindacati proseguirà in sede aziendale. Sindacati, regioni, enti locali ed una rappresentanza di Berco torneranno ad incontrarsi a Roma il prossimo 25 novembre.